Creare un percorso di coprogettazione del comune di Cogorno, la nuova struttura del villaggio del ragazzo, il portale delle vie dell'acqua, un luogo dedicato ad eventi nel campo del turismo, dell'ambiente e della sostenibilità, ha ospitato l'evento Tecnologie Urbane per un coinvolgimento inclusivo. L'idea nasce appunto dal Dipartimento di Architettura che ci ha coinvolto e praticamente attraverso un software che sfrutta l'IA ha dato vita alle nostre idee, quindi le idee degli studenti su un villaggio più fruibile, oppure delle idee anche rispetto alla strada che c'è davanti al villaggio, quindi è un po' con l'intelligenza artificiale le idee diventano un po', diventano realtà e riesci anche a tutti noi riusciamo ad avere anche una visualizzazione. Il progetto Robotica e Intelligenza Artificiale per l'Emancipazione Socio-Economica, iniziato a maggio del 2023, è stato finanziato dal MUR al fine di promuovere la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali. Attraverso questi software di intelligenza artificiale sono state data vita alle idee degli stakeholder. Oggi appunto c'è stata proprio la restituzione del lavoro svolto, alla presenza ovviamente di tutti quelli che hanno partecipato. Questo ha valore perché intanto la coprogettazione rivolta a tutto il territorio è importante, perché così l'idea del singolo viene ripresa all'interno di un progetto che così non è calato dall'alto, e poi anche perché ognuno di noi in quanto stakeholder, cittadino e dipendente di una struttura all'interno di un comune è parte attiva nella sua riqualificazione. Il piano prevede una stretta collaborazione tra mondo accademico e della ricerca, sistema produttivo e istituzioni territoriali. 25 i partner coordinati da Università degli Studi di Genova, CNR e Istituto Italiano di Tecnologia, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di un ecosistema di innovazione basato sui domini scientifici e tecnologici dell'intelligenza artificiale e della robotica nel contesto dell'economia ligure.